Ancora una volta un binomio vincente tra la Facoltà di Pubbliche Relazioni dell'Università di Udine con sede a Gorizia e la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Quest'oggi convegno dal titolo Comunicare la difesa, un modo nuovo per dialogare direttamente con i giovani, al passo con i tempi. Sentiamo fortemente l'esigenza di formare le giovani generazioni suscitando il confronto, il dibattito appunto con le istituzioni, gli esperti, anche al di fuori dell'ambito strettamente accademico, su temi che sono ovviamente di cruciale rilevanza e di drammatica rilevanza e di impatto sulle nostre vite quotidiane. Un muro di gomma che finalmente cade. Diciamo che l'esigenza di comunicare per le forze armate diventa impellente con l'avvio delle missioni all'estero, quindi cominciamo già dagli anni 80 con la prima missione in Libano, ma diventa fondamentale successivamente negli anni 90 con le missioni in Somalia, prima ancora in Iraq e poi nei Balcani, quindi alle porte di casa nostra. Quindi c'è stata un'evoluzione molto importante della capacità di comunicare delle forze armate, di rivolgersi ai media, di dare anche la possibilità ai media di seguire sul campo le missioni militari italiane. E le vere difficoltà sorgono invece sul campo politico, perché ovviamente le operazioni militari hanno un impatto diretto sui governi, sulle opposizioni, sul consenso in generale, che non è un problema delle forze armate ma è un problema della politica, e quindi le restrizioni nella comunicazione circa le operazioni militari, circa le questioni militari di solito vengono imposte dai governi e negli ultimi anni lo sono state queste imposizioni, queste limitazioni molto consistenti indipendentemente dal colore dei governi che avevamo.